Il maltempo nelle ultime ore ha danneggiato seriamente vigneti, mais e soia nel Veneziano. La zona più colpita è quella del Porto Gruarese, in particolare la fascia di territorio che comprende Pramaggiore, Loncon, Annone Veneto e il versante nord di Porto Gruaro nella località Belfiore. La grandine ha distrutto anche i vigneti in questa azienda di Musile di Piave. Alle 9 di ieri sera abbiamo avuto la tempestata che è durata circa un 15 minuti, 20 e praticamente abbiamo perso tutto quanto. Come puoi vedere, cioè, i danni sono superiori al 50-60%, si parlerà di un 70%. Siete assicurati? No, non siamo assicurati perché avevo assicurato negli anni scorsi, però siccome i costi sono talmente eccessivi, quest'anno ho detto proviamo a non assicurarci e difatti è capitato come nel 2007 che abbiamo perso tutto. Le grandinate dall'inizio dell'estate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono triplicate. Le aziende colpite hanno i danni che ammontano dal 50 al 100%, pregiudicato il lavoro di un anno con drammatiche conseguenze anche per il prossimo. La situazione è catastrofica, siamo sempre succubi di un meteo che non ci lascia scampo. Abbiamo delle grandinate ormai quotidiane sulla zona del Veneziano. I danni vanno su questi ultimi giorni su Portogruaro con circa 1500 ettari di vigneto colpiti duramente, ancora nei giorni scorsi per ben 2 volte nell'arco di una settimana, per arrivare poi qui a Musile Millepertiche, quindi la zona di Jesolo e San Donà di Piave, colpiti appunto ieri tarda serata, e anche Cavallino. Di conseguenza gran parte del territorio è soggetto a queste grandinate dovute al grande cambiamento climatico che è in atto e l'unica possibilità che abbiamo di difesa è l'assicurazione.